Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Schifani riscrive il testo su comuni e parchi archeologici. Confermando quanto aveva detto nei giorni scorsi, il presidente Schifani appronta una proposta di emendamento che garantisce una partecipazione fino al 10% dello sbigliettamento dei parchi archeologici ai comuni che insistono nei loro territori per affrontare le relative spese di organizzazione. A differenza di quello proposto da De Luca, che ha sollevato un polverone, l'emendamento Schifani ha copertura economica e il visto della Ragioneria. Quelle fibrillazioni nella maggioranza. Nei giorni scorsi sono esplose le fibrillazioni nella maggioranza regionale. A prima vista sembrava che lo scontro fosse tra i fautori della trattativa e quelli della chiusura alle proposte dell'opposizione. In realtà non è così. Si sono invece scontrati i 2 difetti della vecchia politica siciliana. Quello di una parte dell'opposizione che, anziché confrontarsi in aula, ricatta il governo con la minaccia dell'ostruzionismo se non passano determinate proposte, e quello di una maggioranza troppo spesso disponibile ad accettare. L'errore fatale, certamente in buona fede, è credere che i ricattatori sospendano il ricatto. Non è così, il ricattatore semplicemente alzerà la posta. A Palermo torna la grande musica. Con i 2 giorni di concerto di Vasco Rossi e le 70.000 persone che lo hanno ascoltato allo stadio Renzo Barbera, a Palermo è tornata la grande musica. È stata la dimostrazione che i grandi concerti sono possibili anche nella città capoluogo della Sicilia. Lo stadio Barbera non ospitava un concerto da 25 anni, da quello di Claudio Baglioni del 1998. La sfida sarà adesso nei prossimi anni quella di portare le grandi star internazionali. Fermata delle marinerie siciliane per la pesca a strascico. Tutti i pescatori siciliani si sono fermati ieri in una protesta contro la decisione dell'Unione Europea di bloccare entro il 2030 la pesca a strascico, senza tenere conto del fatto che le marinerie siciliane fondano gran parte della loro attività su questo tipo di pesca, e soprattutto senza tenere conto dell'impatto delle marinerie extraeuropee che non sono tenute alle regole UE e depauperano le risorse ittiche. Palermo Sport Tourist Arena, bloccato il finanziamento. Con un decreto del dirigente del Dipartimento Turismo è stato annullato in autotutela il finanziamento regionale di circa €500.000 alla manifestazione Palermo Sport Tourism Arena, organizzata da RCS Sport. Il decreto è stato emesso a seguito di un parere dell'ufficio legale della Regione richiesto dal presidente Schifani, nel quale si afferma che RCS detiene il marchio del Giro di Sicilia e quindi per questa iniziativa si può procedere senza gara, ma non possiede alcun marchio per Palermo Sport Tourism Arena e quindi per questa è necessaria una regolare gara d'appalto. Seppellita l'ultima salma, finita la vergogna ai rotoli. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, con il suo assessore Totò Orlando, porta a casa un risultato quasi sorprendente in poco più di 6 mesi. All'entrata in carica vi erano circa 1.300 salme non sepolte in depositi di fortuna al cimitero dei Rotoli di Palermo. Un'autentica vergogna ereditata dalla passata amministrazione. Ieri anche l'ultima bara è stata inumata. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana notizie.sicilia, approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.